È una nuova forma di colonizzazione, cioè prendiamone atto, è una nuova forma di colonizzazione. I cinesi hanno invaso l'Africa, lo faranno anche con l'Europa, lo stanno facendo con i nostri porti. Noi non dobbiamo credere che i mercati siano ancora medievali, però è pur vero che dobbiamo creare gli anticorpi e difendersi da questa invasione, ovviamente investendo direttamente e credendo in alcune sfide, magari sfide nelle quali non si è creduto fino ad oggi. È un progetto che potrebbe nascondere il rischio di un'egemonia non solo commerciale, la vasta operazione che vede la Cina acquistare grosse partecipazioni nei porti europei. Un conto sono gli accordi commerciali, spiega il presidente dell'autorità portuale di Venezia Musolino, e Venezia ha siglato un memorandum d'intesa per potenziare i traffici con il porto del Pireo, controllato dal colosso pubblico cinese COSCO. Altro invece è la penetrazione cinese nel sistema portuale, che chiama in causa il governo nazionale. C'è il rischio di perdere di vista alcuni aspetti importanti rispetto alla gestione strategica delle nostre infrastrutture, ma io direi che questo è un paese forte, articolato, che ha molti corpi intermedi, che ha molti soggetti, ha un'industria molto forte, quindi saremo e siamo sicuramente in grado di gestire la questione tutelando l'interesse nazionale, particolarmente magari inseriti in un contesto europeo. E perché ci sia una nuova politica economica nazionale che metta al centro i porti è il presidente Zaia. A me sembra che la sfida della portualità sia una grande sfida, che è quella dell'intermodalità, che è quella ovviamente di una mobilità delle merci in territori come i nostri che non possono prescindere dalla portualità. Avere i porti in mano a stranieri vuol dire avere l'economia in mano a stranieri.